e che non bisogna assolutamente lasciarla cadere nel vuoto. Si parte da qua, si parte da oggi. L'ingegnere Bote, un nome stranissimo però un savonese doc, che è un docente di ingegneria navale, uno che disegna e costruisce le barche e i traghetti e si occupa anche, conosce bene il tema dei porticcioli. Gli vorrei chiedere se vuole gentilmente spiegare anche un attimo anche delle posizioni che non sono fotocopia delle nostre, ecco, però magari ci dirà quando e come un porticciolo può davvero portare poi il porticciolo, ormai sono dei porti perché sono 700.000 può davvero portare lavoro, quando in realtà è un semplice parcheggio invernale per le barche. Sì, io non mi sono preparato nulla per stasera, volevo però prima farvi i complimenti per il libro, perché soprattutto ritengo che sia un libro coraggioso. Questo non è un libro che sembra per far soldi, questo è veramente un libro coraggioso e sono contento che non mi abbia ancora telefonato. Per quanto riguarda, veramente complimenti di nuovo, io non l'ho ancora letto ma penso tante cose di conoscere. Io non sono capace di essere breve. Comunque, vi volevo fare solo due esempi ancora. Cioè, si parlava di Santa Corona, di fronte a Santa Corona c'erano i cantieri Rodriguez, i nuovi cantieri di Pietraligura e gli ex cantieri di Pietraligura. Questi cantieri hanno avuto sempre la vita impossibile, nonostante il boom delle costruzioni nautiche e navali che sono sempre state nella nostra zona, nonostante la tradizione navale della nostra zona. Loro sì che davano 2000 posti di lavoro a Pietraligure e hanno dato da mangiare a tutta Pietraligure. Gliel'hanno sempre menato per levarli dalle palle e poter fare degli appartamenti sulla spiaggia. Hanno cambiato 50.000 proprietà, sempre diciamo concluse senza fallimenti gravi, ma li hanno sempre fatti andare via, li hanno sempre messi diciamo impiccati, impedendogli di lavorare per poter mettere le mani su quella zona. E oggi ce la farà. Cantiere. C'era il cantiere di Pietraligure, gli ultimi proprietari sono stati Rodriguez, che adesso hanno tantissimo lavoro per il boom della nautica da diporto. Voi sapete che noi siamo il primo, questo non lo dice nessuno, c'è una crisi bestiale di automobili, di treni, però noi siamo il primo paese al mondo per la costruzione di yacht oltre i 50 metri. Questo non lo sa molta gente, noi siamo il primo paese al mondo. Aver chiuso diciamo il cantiere di Pietraligure in questo momento è come diciamo avere un campo di grano quando la gente non ha pane da mangiare e dargli fuoco, è la stessa cosa, no? Lì sì che c'erano dei posti di lavoro veri. Quando poi parliamo dell'università dove lavoro io e Albano, che proprio quello di cui parlate voi, diciamo si è dato da fare per spostarci agli Erzelli, lo avete mai visto come sono fatti gli Erzelli? Cioè la rivalutazione degli Erzelli, cosa volete rivalutare Erzelli? Che è un deposito di container. Ci volete mandare via mica dal baro per trasformare l'università in tanti appartamenti da 10.000 euro a metro quadro? Forse è così? Che ci stiamo benissimo noi al baro, abbiamo tutto lo spazio che vogliamo. E se non ci basta l'università ha i soldi per comprarsi anche gli appartamenti che adesso sono adibiti ad abitazione e farci delle altre edilizie universitarie. No, ci mandano gli Erzelli. Per ora non ci siamo ancora andati. Poi vi volevo dire un'altra cosa, poi si parlava di politica, si parlava di tante cose. Voi avete presentato un libro nel comune di Savona. È qui che c'è la gente che ci deve difendere da queste cose. È pagata apposta. L'amministrazione pubblica ci deve difendere da queste cose. Non siamo noi che dobbiamo sempre riunirci, fare le raccolte di firme, mettere gli striscioni sulla Madonnetta. La gente che lavora qui ci deve difendere da queste cose, come fa l'amministrazione pubblica in Trentino, come fa l'amministrazione pubblica sulla Costa Azzurra. Volete che la Costa Azzurra sia meno appetibile della nostra riviera? Eppure in Costa Azzurra le spiagge libere sono tutte libere. Come mai? Bravo. Vorrà mica dire che l'amministrazione pubblica del Trentino e l'amministrazione pubblica francese funzionano meglio delle nostre? Sarà mica per questo? Quindi
anche i partiti, quando noi votiamo i nostri partiti sperando che ci difendano da queste cose, poi scopriamo che sono tutti d'accordo per costruire, perché io non sono contro costruire. Per me c'è il cemento buono e il cemento cattivo, ma c'è anche il cemento buono. L'Aurelia Bis per me è il cemento buono. A ribasso di questo Aurelia Bis. Ne parliamo da tanto tempo perché non si può neanche sempre. Va bene. No, voglio dire, quando noi votiamo queste persone e ci danno addosso in certi modi e poi alle elezioni prendono delle batoste, forse se lo meritano, no? Perché la nostra condizione di quelli che li votavano è un po' quelle dei soldati americani assediati dagli indiani, almeno io mi sento così, che si sente arrivare a suonare la tromba di arrivano i nostri e aiutano gli indiani.